sottolineare questo, che diciamo la fortuna che noi abbiamo è quella di spesso incontrare persone davvero meravigliose, ma non solo per quello che fanno, ma anche per la loro generosità. E molti di voi sono qui a testimoniarlo, ovviamente. Questa persona è una bravissima artista, diciamolo subito, molto più brava di noi da questo punto di vista. E si chiama Sofia Zaccarone, sì, anche più brava di te, sì, non guardarla, è molto brava, è bravissima. E non è solo una bravissima, non ho fatto un complimento, Sofia. Si chiama Sofia Zaccarone, è l'autrice della nostra copertina. E oggi qua potete, prego, vieni Sofia, perché diciamo che come voi sapete la bellezza ci piace sempre da tutti i punti di vista, e direi che lei è un esempio di tutto questo, da tanti punti di vista, Roberto. Ecco, scusa Sofia, adesso ti faccio parlare, come il discorso, ma me ne ha tolto metà lui, quindi ecco. Diciamo che, sì, ti ringrazio adesso. Allora, qua potete vedere ci sono alcune delle sue meravigliose opere. E lei è anche un'attrice bravissima. L'ultimo tuo film è con Sorrentino, cioè, parliamoci chiaramente, non è che parliamo di un'attrice, cioè l'ultimo tuo film è con Sorrentino, vero Sofia? No, ma non ti devi, guarda, quando uno ha dei meriti non deve vergognarsi di dimostrarli. Noi ci vantiamo di tantissimo, potremmo evitare di farlo, quindi non l'abbiamo fatto, quindi tu che le hai fatte davvero devi essere... questa ragazza è di Conegliano, qua dentro, in questa vostra meravigliosa città, nascono dei fiori così meravigliosi e così bravi. Io sono stato a casa sua, noi ci siamo incontrati, lei ci seguiva, la sua Beppe, no, è una roba vera, non è una roba. Anche tu l'hai seguita? Io l'ho seguita subito, però io ribadisco, adesso non perché sei qua Sofia, lo sai, ce lo siamo detti tante volte. La sua generosità, la disponibilità nei confronti del quarto profilo è stata enorme, ma ripeto, non è solo lei, molte persone ci stanno vicino, molte persone dimostrano la loro disponibilità nei nostri confronti e apprezziamo tantissimo tutto questo e credetemi, qua io vedo tante persone a cui dobbiamo molto anche noi e speriamo di meritarci, l'ho detto tante volte tutto questo, speriamo di meritarcelo attraverso questo disco, speriamo di meritarcelo con il disco che voi sapete tra meno di un mese uscirà, che sarà quello completamente di inediti. Però lascerei dire due cose alla Sofia, che insomma merita di essere conosciuta. Tu hai un sito, sei sul profilo Facebook, è un'attrice, un'autrice meravigliosa, nonché pittrice, ecco qua ci sono alcune sue opere. Prego Sofia, se vuoi dire qualcosa. Mazza, sei tantissimi. Beh, io ho seguito voi prima di tutto, quindi c'ha ragione. Niente, mi sono piaciuti tanto la prima volta che li ho sentiti loro in quarto profilo qui a Radio Golden. Grazie a tutti per esserci, grazie Dennis. Mi sono piaciuti tanto, ho preso subito dei dischi e da quel momento hanno iniziato a seguirmi anche loro. Ed è stato un grande onore quando poi è venuta fuori l'opportunità poi di fare anche la copertina del disco. E sono molto contenta che sia qui anche quest'opera che è appunto la copertina del disco. Scusami, ci sono a volte occasioni in cui bisogna dire cosa stiamo facendo, perché non è cosa da poco. Adesso tu, non voglio anticipare, hai finito un film con Sorrentino, ne stai facendo altri, tra un po' a Milano esporrai una tua mostra. Forse sarà la Biennale di Venezia, cioè ci sono tantissimi suoi progetti che sono seguiti in tutto il mondo, non solo qua. E ripeto, ha deciso di partecipare e collaborare, anticipiamo anche il disco nuovo ragazzi, avrà questa meravigliosa copertina con colori diversi, perché naturalmente sarebbe il numero 2 di un concetto di dischi che abbiamo deciso di fare. Non siamo andati a cercare altro perché ci piaceva davvero non solo quello che lei fa, ma la persona che è. Che per il quarto profilo ha sempre, come dire, voluto dire moltissimo le persone con cui ci circondiamo. Quindi io davvero di nuovo ti ringrazio e ti auguro un futuro meraviglioso come stai avendo adesso, perché te lo meriti. Grazie. Seguitela, è di questa è un'artista bravissima. E io devo dire una cosa, ragazzi, parlo sui palchi di tutta Italia perché appunto sono un'attrice teatrale da 5 anni, da 1 anno anche cinematografica e mi fa un'emozione parlare davanti a voi che siete di casa mia, che non avete neanche un'idea. Cioè sto tremando e sto aspettando
con il gesso uno spessore che va a dare sempre delle geometrie diverse ai miei quadri a seconda della luce con il quale lo stiamo guardando. Quindi ogni opera mia, se messa vicino a una finestra, a ogni ora del giorno cambia completamente, di forme, di colori. E questa è una cosa che per il momento mi sta dando tanto slancio. Ho partecipato a tante mostre, a tanti premi, a Roma, Milano, Venezia, e adesso anche a Barcellona, e è appena uscito anche un articolo su una rivista mensile in Russia. Sono molto contenta, spero di riuscire a fare carriera in questo. E Maldive è in programma. Volendo potremmo avere... magari mi chiamano, speriamo. Invece per quanto riguarda il cinema sto avendo la fortuna di fare carriera anche lì. Ho appena fatto una piccola parte nella nuova serie The New Pop di Paolo Sorrentino e ho avuto la grandissima fortuna di parlare anche con queste grandiose persone, sono molto felice. Comunque adesso voglio lasciare spazio a loro perché sono grandiosi. Trovate sui vostri tavoli alcune brochure, alcuni biglietti da visita con tutta la mia descrizione, il sito, la pagina Facebook. Per chi vuole mi contatti pure, sono qua. Adesso a loro. Grazie a tutti, grazie. A Conegliano devo tremare. Impressione a caldo? Questa sera Radio Gol del quarto profilo.